Come ci si approccia ai mercati internazionali e cos'è l'internazionalizzazione? Quali sono gli errori che le imprese devono evitare nell'approccio all'export? Da Belluno è partito Sidex, un percorso virtuoso rivolto alle aziende del territorio che mai come oggi non possono sottrarsi alle opportunità offerte dal mercato. L'internazionalizzazione è importante e soprattutto va distinta dalla delocalizzazione che abbiamo avuto modo di vedere, perché è un vantaggio competitivo per la piccola e media impresa molto interessante, ti consente di avere più mercati e in questo modo, se per caso qualche mercato va in crisi, ne subentra un altro. Errato pensare, spiega Conzato dalla sede dell'ente camerale di Belluno Treviso, che per affrontare i mercati globali bisogna essere una grande impresa. L'esperienza maturata in questi anni ha dimostrato che la qualità primaria è l'unicità dell'azienda. Le chance per un tessuto fatto di piccole e medie imprese sono perciò rilevanti. Partner estero di Sidex, la Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi Uniti. Dubai è al centro del mondo e in questi ultimi anni molto fashion sia dal punto di vista turistico sia dell'interesse delle aziende verso questo paese, perché è un paese di fortissima riesportazione. C'è insomma una grande necessità delle imprese a prepararsi e a conoscere caratteristiche, cultura, gli strumenti necessari per sviluppare le proprie vendite dai mercati diversi da quelli domestici. Vedo che c'è una necessità molto grande e si sta sviluppando molto questa attenzione, soprattutto con la situazione pandemica che abbiamo vissuto. Le aziende stanno cercando di immaginarsi in modo diverso. Quali sono gli errori che le imprese non debbono fare se vogliono affacciarsi all'estero? La presunzione di sapere e pensare che all'estero si ripropone il modello che hanno avuto qui nel loro territorio. Siete fiduciosi? Assolutamente sì, i dati che stiamo vivendo in questi mesi, pur essendo ancora in periodo Covid, ma tutti i trend dell'export veneto, parlo in questo caso, sono tutti positivi, stiamo già raggiungendo i valori di pre-Covid.